Buongiorno, sono le 11.30 puntuali per una nuova edizione straordinaria per accompagnarvi anche oggi con tutte le novità e gli aggiornamenti sulla situazione legata al coronavirus. Alle 12.30 la consueta conferenza stampa del governatore Zaia, oggi giornata importante per analizzare i dati sui contagi ma soprattutto sui ricoveri a 10 giorni esatti dalle riaperture, quindi dall'avvio effettivo della fase 2. Intanto arrivano importanti notizie anche a livello europeo per i fondi destinati all'Italia per affrontare la ripartenza e iniziamo proprio da questo per parlarne con il nostro primo ospite, che ringrazio, il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico. Buongiorno senatore, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, io ho parlato di importanti novità che sono arrivate ieri dall'Europa, questi fondi, questi 172 miliardi del Recovery Fund destinati proprio al nostro Paese per ripartire. Una boccata d'ossigeno fondamentale, importante, una vittoria per il governo che si era battuto in tal senso a livello europeo. Signora, la sento malissimo. C'è un... Guardi, se è d'accordo, provo a spostarmi e ci risentiamo tra 5 minuti. Benissimo. Perché temo che altrimenti non riusciremo a fare un collegamento. La ringrazio. Grazie. Allora ci diamo appuntamento tra 5 minuti, senatore. Grazie intanto. Allora, appunto abbiamo detto di questo importante risultato ottenuto a livello europeo, su questo è intervenuto anche il sottosegretario al Ministero degli Interni Achille Variati, che dice una bella notizia, quella arrivata ieri dall'Europa, un piano da 750 miliardi per affrontare la crisi causata dalla pandemia e con un'attenzione speciale al nostro Paese. L'Italia riceverà la quota più alta, come detto appunto oltre 170 miliardi di euro, la metà come aiuti a fondo perduto. Non è importante solo dal punto di vista materiale, dice in una nota il sottosegretario Variati, anche se ovviamente poter disporre di una cifra così grande ci consentirà di affrontare con ancora più strumenti e mezzi le conseguenze del virus sull'economia e la società, specie in una regione come il Veneto fortemente vocata alla produzione e all'export e quindi molto penalizzata dalla crisi. Ed è importante anche dal punto di vista politico. Questa insomma l'analisi su questo risultato ottenuto ieri a livello europeo dall'Italia, questo stanziamento fondamentale per far riprendere la macchina economica in forte difficoltà. Ho detto che oggi è una giornata importante perché lo ricorderete il 18 maggio quando ci fu la riapertura ufficiale, ma soprattutto all'indomani delle immagini che tanto fecero discutere, delle scene di movida in molte piazze venete che fecero arrabbiare il governatore Zaia. Lui proprio disse: tra 10 giorni avremo il quadro della situazione, allora capiremo come sta andando ed eventualmente saremo pronti a nuove chiusure, a nuovi provvedimenti. Quindi dati fondamentali, quelli che presenterà alle 12.30 in conferenza stampa il presidente Zaia, per capire al momento insomma i dati che stanno arrivando da azienda Zera sono più che positivi. Addirittura ieri il presidente parla di un Veneto covid free, quindi dati sicuramente in miglioramento, molto positivi. E poi domani ci sarà invece l'analisi a livello centrale, quindi spetterà al governo analizzare tutti i dati che arriveranno dalle regioni per poi decidere dal 3 giugno se ci sarà o meno questa possibilità di spostamenti interregionali. Quindi in base a quelli che saranno i dati sull'andamento della curva epidemiologica in Italia, il governo deciderà definitivamente questa ulteriore apertura. E proprio in tal senso arrivano le parole del ministro Boccia, che dice i dati arriveranno al Ministero della Salute entro domani e si faranno valutazioni in maniera rigorosa, laica, partendo dal presupposto che la protezione della salute e della vita è la priorità assoluta e la difesa e il rilancio dell'economia e dei posti di lavoro la priorità delle priorità. Così appunto il ministro per gli affari regionali Francesco
cioè in audizione alla Commissione Federalismo Fiscale. E ancora Boccia che dice nei prossimi giorni con l'ultimo click che riporterà il Paese a muoversi ci dovrà essere anche quello del buonsenso. Se tutte le regioni ripartono senza distinzioni sul profilo dei cittadini di ogni regione. La distinzione tra cittadini di una città rispetto all'altra non è prevista. Se siamo sani ci muoviamo. Diverso è prevedere una fase di quarantena, ma non siamo in quella condizione e anche in quel caso ci vuole un accordo tra le parti. Dunque una risposta a quei governatori, parliamo soprattutto dei governatori del sud, pensiamo al governatore della Sardegna Solinas che aveva parlato di una sorta di passaporto sanitario per quei turisti che arrivavano dal nord, in particolar modo per i turisti che arrivavano dalla Lombardia, che sappiamo essere ancora alle prese con dati certo in miglioramento, ma comunque che restano preoccupanti. E la replica del sindaco di Milano che aveva detto: ne terrò conto quando deciderò di andare in vacanza ed eventualmente di scegliere la Sardegna. Quindi una botta e risposta a distanza in tal senso. E a proposito di passaporto sanitario, Boccia dice: rileggete l'articolo 120 della Costituzione, una regione non può adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone. E poi se gli scienziati dicono che non ci sono passaporti sanitari, non ci sono. Insomma, una polemica che continuerà a far discutere nei prossimi giorni, ma abbiamo ripristinato il collegamento con il senatore Andrea Ferrazzi che si è spostato. Si sta ancora lavorando per il collegamento. Senatore, mi sente? Sì, la sento, buongiorno. Buongiorno, grazie innanzitutto. Allora, io parlavo di una buona notizia per quanto riguarda il Recovery Fund e questi 172 miliardi arrivati per l'Italia. Io ho parlato di un successo del governo che si è battuto a livello europeo proprio per ottenere questo importante contributo fondamentale per la nostra economia. Beh, questa è una notizia straordinaria nel senso letterale, cioè va oltre l'ordinario, perché per la prima volta l'Unione Europea non distribuisce solo fondi raccolti dai singoli stati, ma diventa un soggetto che raccoglie fondi all'interno di un progetto, possiamo dire federale, e poi li distribuisce agli stati che hanno più difficoltà. L'Italia riceve su 750 milioni per tutti i paesi dell'Unione Europea, ne riceve 172, è di gran lunga il paese che riceve più soldi, che riceve più fondi. Questa è una vittoria straordinaria per il nostro governo. Lei sa, lei ha seguito, insomma, tutti abbiamo seguito e accompagnato il lavoro a livello comunitario, presso la sede europea, in particolare poi la discussione a volte anche aspra e dura che abbiamo ottenuto nei confronti di alcuni paesi che erano contrari. Voglio ricordare peraltro che gli stessi alleati del Partito Democratico in altri paesi hanno sviluppato e hanno più volte espresso la massima solidarietà nei confronti del nostro paese. Voglio ricordare l'SPD tedesca che addirittura ha manifestato sotto l'ambasciata italiana per spingere la Merkel a dare vita finalmente a questo grande progetto di solidarietà per il nostro paese. Ebbene, da ieri questo è un progetto vero e proprio che è entrato, diciamo, all'interno delle decisioni dell'Unione Europea e sono soldi che per la metà sono addirittura a fondo perduto, vede? Cioè gli 80 milioni che noi attraverso i 2 decreti mettiamo a disposizione dei nostri cittadini, delle nostre famiglie, delle nostre imprese, attraverso i 2 decreti di fondo, ebbene questi soldi vengono restituiti dall'Unione Europea. È un'operazione straordinaria, è un'operazione che nonostante i paesi guidati da governi sovranisti e anche nonostante i partiti sovranisti nei singoli paesi, perché voglio ricordare che la stessa Lega e la stessi Fratelli d'Italia non hanno per nulla agevolato un'operazione di questo tipo, ma noi siamo felici perché solamente chi lavora a livello europeo per la solidarietà nei confronti degli italiani sviluppa una politica patriottica. Ecco, lei ha nominato 2 partiti, Lega e Fratelli d'Italia, che subito dopo aver saputo di questo stanziamento hanno detto sì, però al momento sono solo parole. Sappiamo che dovranno ottenere l'ok di tutti i paesi e già l'Olanda sembra volersi mettere di traverso. Da questo punto di vista c'è ottimismo da parte del nostro governo per ottenere all'unanimità l'ok e il via libera? Ma guardi, ormai la decisione è presa, la strada è segnata.
ma è molto semplice chiacchierare da parte di Salvini e della Meloni, che si rimbocchino le maniche e cerchino anche loro di convincere i paesi guidati dai loro alleati o le forze politiche alleate loro in quei paesi a dare una mano all'Italia. Perché sa, chi dice non euro, chi dice voglio uscire dall'Unione Europea e poi si accorge che senza euro e senza Unione Europea noi andremo semplicemente a fondo, poi deve dare una mano al nostro paese. Non bastano più le chiacchiere ideologiche, i discorsi di piazza, i comizi elettorali per accattare qualche voto. C'è bisogno da parte di tutti di dare un aiuto davvero al nostro paese. Adesso con questi soldi è importante adesso pensare come investirli e quindi ai progetti che dovranno essere messi in atto. Sappiamo che il governo in tal senso è già al lavoro. Assolutamente sì, i due decreti che si sono succeduti, che insomma hanno messo e stanno mettendo moltissimi soldi mai visti nella storia della Repubblica nella disponibilità dei nostri cittadini, delle nostre imprese, le piccole medie imprese, i commercianti, le partite IVA e via dicendo. Questi ora devono arrivare velocemente, molti sono arrivati, su alcuni ci sono dei rallentamenti assolutamente inaccettabili, quindi bisogna muoversi. Proprio ieri abbiamo fatto all'interno della commissione d'inchiesta sulle banche un incontro molto interessante per verificare la situazione delle banche e dei prestiti nei confronti delle piccole e medie imprese. Siamo ancora indietro, non va bene, bisogna accelerare. Nei prossimi giorni incontreremo i vertici dei gruppi bancari, ma bisogna accelerare anche nei confronti delle banche cooperative, perché abbiamo visto, dati alla mano, che sono quelli che hanno dato meno finanziamenti nonostante la copertura totale dello Stato sugli stessi, ed è un paradosso perché dovrebbero essere le banche più vicine proprio ai cittadini locali, alle imprese locali, quindi su questo bisogna fare un salto di qualità. È evidente però che insomma, i soldi ne stanno arrivando, ne arriveranno sempre di più, meccanismi di rallentamento sono stati corretti, i soldi per esempio per le partite IVA, i 600.000 euro che erano arrivati con una certa lentezza nel primo giro, stanno già arrivando con grandissima velocità ora. E la cassa integrazione dobbiamo accelerare anche su queste, e poi un sacco di fondi invece sono già arrivati da tempo. Io aggiungo a questo che nel mettere a disposizione giustamente questi soldi nei confronti del nostro paese dobbiamo però dare una direzione, e non c'è dubbio alcuno che per essere competitivi e non solamente per sopravvivere, cosa necessaria oggi, ma per crescere domani e dopodomani, dobbiamo investire nell'innovazione. E non c'è dubbio alcuno che la grande innovazione va nel digitale nei confronti delle politiche green. E appunto proprio questo, quindi guardare al futuro, è un po' anche quella la linea che arriva anche dall'Europa su come dovranno essere investiti questi soldi, quindi nell'innovazione, nella tecnologia, nel risparmio energetico, insomma in quest'ottica di un futuro sempre più sostenibile. Ma guardi, io sono relatore, abbiamo iniziato i lavori da 2 settimane per il pacchetto dell'economia circolare, perché stiamo rivoluzionando le leggi italiane in questa logica, in questa direzione, recependo le 4 direttive europee sull'economia circolare. E questa è un'occasione straordinaria del nostro Paese. Noi abbiamo già anticipato nell'azione di governo importanti passi in questa direzione. Lei pensi per esempio al 110% di defiscalizzazione, anzi addirittura paga lo Stato con il meccanismo che abbiamo inventato, di tutta la coibentazione energetica, di tutto l'efficientamento energetico degli edifici dei nostri cittadini. Queste sono operazioni straordinarie che consentono di risparmiare. Lei pensi che nel nostro paese l'80% degli edifici dove noi viviamo è della peggiore classe energetica, la classe energetica G, e sa quanto sprechiamo in soldi, in equivalente soldi all'anno per questa classe energetica? 22 miliardi di euro, è inaccettabile. Questa è la vera spending review, queste sono le politiche che fanno contemporaneamente partire le imprese, e le imprese spesso locali, perché sono quelle che lavorano appunto nelle case, nei condomini e via dicendo, risparmiare energia e diminuire, abbattere l'inquinamento ambientale. È su queste strade che noi dobbiamo battere, e battere con grandissima forza. Immaginiamo che ci sarà un occhio di riguardo anche per tutto il settore turistico. Abbiamo visto anche ieri gli operatori turistici in piazza, anche a Venezia. Venezia che sta soffrendo particolarmente. Prima l'acqua granda, con le conseguenze che nonostante poi la situazione fosse tornata alla normalità si sono protratte nel tempo, e adesso la batosta del Covid. Venezia rappresenta un po' il simbolo delle nostre città d'arte, dei nostri patrimoni che soffrono pesantemente una serie di situazioni che si stanno prolungando nel tempo. Il turismo è uno dei grandissimi punti di forza del nostro sistema economico.
perché vede, un'azienda si può anche delocalizzare, ma la qualità, la bellezza dei nostri monumenti, delle nostre città, delle nostre spiagge, dei nostri laghi, delle nostre montagne, della nostra storia, della nostra cultura, dell'arte culinaria non è esportabile. È un unicum. L'Italia è una cosa meravigliosa, è il paese più ricco d'arte, di storia, di bellezze che esista al mondo. E quindi questo è un grandissimo asset che noi dobbiamo valorizzare. Certamente il turismo dal Covid è colpito in maniera drammatica, più di moltissimi altri settori, ed è per questo che anche all'interno dell'ultimo decreto, che adesso appunto arriverà al Senato nei prossimi giorni ed è già in lavorazione alla Camera, noi si deve dare e si dà un grandissimo aiuto, un grandissimo impulso. Certamente sarà difficile immaginare milioni di arrivi da parte di tutto il mondo in Italia nei prossimi mesi, siamo già a giugno, ma bisogna agevolare questi nella piena sicurezza e contemporaneamente fare una grande operazione di rilancio, di potenziamento del turismo interno. Per esempio il bonus famiglia per il turismo interno è un'operazione molto importante, fino a 500 euro alle famiglie che decidono di fare le vacanze nel nostro paese. Ascolti senatore, in attesa che questi soldi vengano poi stanziati e arrivino, c'è il timore di una rabbia sociale che possa crescere. Pensiamo alle minacce, insomma abbiamo un ministro, un viceministro, il ministro Azzolina, il viceministro Sileri, il governatore della Lombardia Fontana sotto scorta. È preoccupante questa situazione e il possibile degenerare di questa tensione? Guardi, esistono sempre, ci sono delle oggettive difficoltà che devono trovare delle risposte. Dopodiché, parallelamente a questo, esistono sempre coloro che rimestano nel torbido, no? Già 2 mesi fa la Commissione parlamentare per la sicurezza dello Stato aveva ammonito e aveva dei segnali molto precisi in questa direzione. Abbiamo eventi che vengono organizzati, che vengono pubblicizzati, non si capisce da chi, organizzati da chi, ma che hanno l'obiettivo proprio di, come dire, gettare benzina nel fuoco piuttosto che trovare le soluzioni, anzi, mondi che godono sul fatto di non trovare le soluzioni, che alimentano i problemi per aumentare l'agitazione sociale. E ci sono movimenti che stanno organizzando diciamo, manifestazioni in cui se lei legge le locandine non si capisce di cosa parlano, dicono no 5G, contemporaneamente no vaccini, contemporaneamente a casa tutti, c'è cose di cui non si capisce il senso se non quello dell'agitazione. Noi dobbiamo, perché poi vede, colpiscono tutti trasversalmente, tutte le figure istituzionali di cui lei ha parlato sono di ogni colore politico, no? Quindi questo è un attacco, come dire, alla casa comune, alla convivenza pacifica e serena. Dobbiamo tenere alta la guardia e contemporaneamente, ovviamente, lavorare per risolvere i problemi, quello sì. Un'ultimissima domanda, si parla insomma adesso di riaperture, ci si augura insomma che i dati che arriveranno domani dalle regioni siano confortanti per poi vedere questo movimento interregionale. Ci sono novità per quanto riguarda la app Immuni che tanto ha fatto discutere ma che sembra fondamentale, supportata dalla comunità scientifica per permettere una riapertura in sicurezza, in ulteriore sicurezza? Ma guardi, proprio ieri sera abbiamo fatto un incontro con il ministro Speranza nella commissione ecomafie e innanzitutto è passato quello che noi avevamo sempre detto, cioè che deve essere su base volontaria. Quindi chi riterrà la potrà utilizzare, è uno strumento anche utile che può naturalmente essere, diciamo, utilizzato per controllare e evitare l'espansione del virus nel caso in cui dovesse, e cosa che non è purtroppo esclusa, riesplodere nell'autunno prossimo. È comunque volontaria, è comunque come dire, sotto il controllo e la regia pubblica. Noi abbiamo posto queste 2 questioni di fondo, volontaria e non esiste la possibilità da parte di privati o paesi stranieri di poter tracciare i movimenti degli italiani. Su questo siamo assolutamente inflessibili. Se l'operazione va avanti su questi 2 binari, gli italiani potranno decidere autonomamente se utilizzarlo o meno. Quindi aspettiamo, insomma, immagino che sarà questione di qualche giorno per avere poi il via libera e la possibilità anche per chi lo volesse di scaricarla, quindi questione di qualche giorno, giusto? Sì, diciamo che non dovrebbe passare tantissimo tempo, dopodiché speriamo, perché questa poi è la grande questione, che il virus
perda il proprio, come dire, la propria diffusione nel nostro paese. Per questo è importantissima la responsabilizzazione di tutti noi. Giustamente da maggio l'Italia si è riaperta, tra un po' si riapriranno anche gli spostamenti tra una regione e l'altra, ma quello che davvero può bloccare lo sviluppo del contagio è l'utilizzo delle mascherine, fondamentalmente, le distanze sociali, evitare assembramenti insensati. È molto meglio essere un po' prudente in queste settimane piuttosto che avere un rischio di nuovo contagio, che purtroppo c'è, perché l'abbiamo già visto in altri paesi, l'abbiamo visto in Corea del Sud, l'abbiamo visto anche in Francia, hanno riaperto delle scuole, dopodiché hanno dovuto richiudere a decine. Meglio un po' di prudenza adesso, condivisa tra tutti noi, in modo tale poi da poter ripartire con grande sicurezza. Intanto c'è proprio una dichiarazione di questa mattina del ministro della sanità austriaco che dice: l'Italia resta per noi un focolaio e quindi prima di riaprire i confini con l'Italia stiamo prudenti, si sta lavorando benissimo, alcune regioni sono già insomma in una buona situazione, però continua a preoccuparci, quindi si vede ancora lontana questa riapertura dei confini con l'Austria. Sì, questo riguarda un po' anche quello che dicevamo all'inizio, cioè alcuni paesi guidati da forze non esattamente pienamente europeiste hanno un po' questa idea dei confini da richiudere ed è un'idea molto pericolosa. L'Italia è stata il paese che è stato colpita per prima a livello occidentale da questa pandemia e ha risposto dal punto di vista sanitario con grandissima efficacia. L'Istituto Superiore della Sanità ha fatto un ottimo lavoro, l'ha fatto bene anche il governo, si sono mossi bene anche molte regioni, anche in stretta collaborazione col governo nazionale. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto che la politica sanitaria del nostro paese è stata, come si dice, benchmark, cioè il buon esempio per le politiche sanitarie utilizzate in altri paesi. Voglio ricordare, per esempio, che i paesi che invece hanno sottovalutato questa pandemia e hanno detto teniamo tutto aperti, sono caduti in una drammatica situazione. Vogliamo ricordare le prime parole di Boris Johnson in UK e poi quello che è successo. Vogliamo ricordare Trump con la disastrosa gestione e con tutti i morti che ormai stanno crescendo. Vogliamo ricordare il Brasile di Bolsonaro, il quale sottostimava e quasi rideva questa pandemia. Adesso solo ieri sono morti più di 1000 brasiliani in condizioni drammatiche, stanno crescendo sempre di più. L'Italia si è mossa con grandissimo tempismo, grandissima determinazione, nonostante le critiche, che potevano naturalmente starci, nonostante le chiacchiere. Quindi prima di parlare dell'Italia consiglio anche ai leader dei paesi europei di guardare un po' i dati e i fatti e non solo l'ideologia. Grazie al senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico, grazie mille per il suo intervento e ci riaggiorniamo nei prossimi giorni. Buon lavoro senatore, grazie ancora. Grazie anche a voi. Insomma, questa è la situazione dal punto di vista del governo per quanto riguarda i prossimi giorni. Intanto, ritornando a questo botta e risposta tra i governatori, in particolare del Sud, che avevano parlato di passaporti sanitari o di possibili chiusure. Adesso comunque insomma, il governo ha specificato già la settimana scorsa che le chiusure dei confini sono una decisione a livello statale, non certo delle singole regioni. Se si riapre, oggi ha ribadito il ministro Boccia, riaprono tutte le regioni, non ci sarà distinzione tra regione e regione, tra cittadino e cittadino. Risponde, replica proprio il governatore della Sardegna, Solinas, che dice: dal ministro Boccia non ci saremmo aspettati l'inutile litania neocentralista che vuole riaffermare una supremazia prepotente dello Stato rispetto alle regioni nell'architettura della Repubblica come definita da novellato titolo quinto. Dal ministro ci saremmo aspettati a pochi giorni dal 3 giugno, continua Solinas, una proposta di soluzione chiara sulle riaperture tra regioni. Dunque insomma questi spostamenti interregionali sono destinati a far discutere in attesa che arrivino domani sul tavolo del governo i dati aggiornati sull'andamento epidemiologico dalle regioni italiane. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco.